Sportivi e tifosi ben ritrovati con un nuovo video per le lights di questa settimana. Sono offerti da Sorelle Ramonda Spa, sede a Montecchio Maggiore in Viale Trieste 45. Conta oltre 50 punti vendita in tutta Italia. Offre vasto assortimento di abbigliamento e arredamenti per la casa che copre tutte le maggiori del CRIF del mercato, da quelle affermate a quelle emergenti. Eturn SRL, con sede a Tristino in via Postale Vecchia 18, è un'azienda specializzata nella lavorazione di metalli ed ottone per la produzione di minuterie di alta precisione per i più svariati settori. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Siamo qui con mister Fabrizio Cacciatore al termine del match, una bella vittoria convincente. Fabrizio, cosa ti è piaciuto di più della squadra? Allora, oltre alla vittoria, diciamo che mi è piaciuto l'atteggiamento fino al primo tempo, fino al 44esimo, poi forse sul 2-0 ci siamo rilassati un attimo e l'abbiamo messi in partita. E poi il secondo tempo bene di nuovo, perché i ragazzi sono entrati in partita subito alla grande. Lo spirito è quello. Oggi sono viste anche qualche giocata in più, perché diciamo, non era facile anche giocare, perché abbiamo cambiato un po' e non abbiamo avuto tempo di lavorare, però abbiamo cominciato a mettere qualcosa anche a livello di gioco. Mi spiace per aver preso 2 gol, perché erano 2 gol che si potevano evitare. Lavoreremo anche su questo, perché se non prendiamo gol diventa tutto più facile. Numeri alla mano, partiamo dai gol fatti. Nelle precedenti partite 6 gol, oggi 5. Forse abbiamo un po' esagerato, magari potevamo tenercene qualcuno per le prossime domeniche, Fabrizio. Vabbè, dai, se la vediamo così ci può anche stare, però io ripeto, se sono da fare 5 gol se ne fanno 5, se da farne 2, vincere di 1, l'importante, ecco, è il risultato e la prestazione che c'è stata di nuovo, perché i ragazzi hanno risposto di nuovo presente, a parte qualche calo mentale, ma lavoreremo su questo. Ma detto questo, il campionato è lungo, siamo ancora nella zona a rischio, quindi oggi ci godiamo la vittoria, da domani di nuovo a testa bassa e pedalare, perché il cammino è ancora molto molto lungo. Perfetto, grazie mister. A campo aperto vediamo che prosegue per il numero 10 Naim, ed ecco il gol. Prima azione e gol del numero 10. Il numero 7 Rossi per il numero 19 Tommaso Comper, ex. Vediamo, tiro, traversa e vediamo lancio per Filippo Segalina. Ancora Segalina, prova ad andare in dribbling, Segalina mette un bel pallone al centro, interviene, vediamo, ed è il gol! Gol, minuto numero 54, cross di Segalina. Ignazio Molina entra in area di rigore, ancora Guignazio, tira al giro, attenzione, salva Nitri al minuto numero 60, respira, prende la rincorsa, parte, tiro e gol di Guignazio Molina al minuto numero 61. La recupera Nitri lancia lungo, vediamo che parte, si fionda Segalina, tiro, gol! 4-2 meritatamente al minuto numero 67, gol di Filippo Segalina. Al minuto numero 74, qui al Gino Cosolo, ricordiamo il punteggio, Montecchio Maggiore 4, Mori Santo Stefano 2, vediamo Garbero lanciato, ha spazio davanti a sé, arriva di gran carriera Sarli, vediamo che lo vede, arriva Sarli, ancora Luigi, tiro, ancora e tiro, arriva il quino per il Montecchio Maggiore, cost to cost da parte di Garbero, arriva di gran carriera Sarli e al minuto numero 74 gol di Luigi Sarli.